Ciao a tutti, allora sono appena stato sulla cima del Monte Aerio e adesso tornando in giù mi è venuto lo spunto per fare un video a parte per parlare di un po' così alla buona di Vaia e dei suoi effetti, soprattutto dei suoi effetti, e adesso vi farò vedere un particolare che mi ha colpito adesso tornando. Non so se avete fatto caso anche voi che tipo, gli abeti, vedete che disastro col bostrico, e vabbè. Vedete tipo anche i faggi, questa specie di stuzzicadente qua verticale, questo. Ma anche questi, vedete, cioè dopo ben 5 anni da vaia sembrano quasi non essersi ancora ripresi, anzi, cioè sembrano praticamente sempre uguali. Che vedete la zona che è stata battuta appunto da vaia, qua c'era tutto bosco, quindi ecco. Ma anche i faggi che sono rimasti in piedi comunque sembrano patire enormemente ancora ora. Se avete qualche commento anche voi a riguardo scrivete sotto, perché è singolare questo fenomeno. Altra particolarità, avviene vaia che distrugge tutti gli abeti fino a un certo punto, vedete appunto appena lì il monte Scollina, essendo un po' riparati, questi hanno resistito momentaneamente, visto che il bosco comunque sta letteralmente divorando tutto. E dopo gli schianti, dopo che gli operatori hanno rimosso, asportato i tronchi lasciando solo qualche cippo residuo, vedete il primo passaggio, prima c'è il pascolo, tipo questa roba qua, dopo avviene il secondo passaggio, il sottobosco, e il terzo passaggio che in questo punto non riesco a mostrarvi, però appunto il sottobosco prepara il terreno per i primi abeti, i primi faggi che tramite semi, tramite radici nel sottosuolo iniziano a ricostruire la flora preesistente. Comunque ecco, potete vedere, vabbè qui magari non è l'esempio perfetto perché non è vaia che ha stroncato tutto, questo qua è un pascolo, però vedete lì c'è la fascia del sottobosco e più in là i primi arbusti di faggio che crescono, praticamente il pascolo, erba, sottobosco e prime piante di arbusti. Ecco, questa qua è veramente didattica. Se fossi riuscito a trovare un abete piccolo in crescita, invece non c'è neanche uno qua purtroppo. Comunque questa qua è proprio quello che intendevo, eccezionale proprio. Ecco, insomma, concludo questo breve video per farvi vedere gli effetti devastanti in questa zona di vaia ancora adesso e della sofferenza delle piante dopo ben 5 anni dalla tempesta. La natura prova a rimarginare un po' le ferite, ma è dura e lunga, non pensavo però tanto ci volesse stato così. Ovviamente le piante impiegano parecchio per crescere, ma anche che quelle esistenti impiassero tanti anni così per risollevarsi, purtroppo è stato un bello shock. Ecco, qui dal laghetto di Roana è tutto, cari miei, grazie di aver guardato fino in fondo questo video un po' particolare e alla prossima escursione.